Euroregione News. Linussio e altre scuole, assessore regionale torna in visita. Dopo una prima visita a dicembre, l'assessore regionale Alessia Rosolin si è ripresentata per conoscere le strutture scolastiche del Linussio di Codroipo. Questa volta soprattutto per confrontarsi con la dirigente scolastica Maddalena Venzo, la vice e collaboratore del dirigente scolastico Maura Marsetti e l'amministrazione comunale presente con il sindaco Fabio Marchetti e tutti gli assessori comunali competenti Cividini, Zoratti e Bianchini. Oggi abbiamo chiuso, un primo percorso iniziato a dicembre con il sindaco di Codroipo, con l'assessore Rosolin, per capire qual è il futuro di questo territorio dal punto di vista come polo scolastico, come distretto formativo ed educativo sul territorio, che come abbiamo condiviso insieme anche prima, riteniamo che possa essere una potenzialità per i nostri ragazzi che qui vivono e qui crescono. Abbiamo con l'inizio del 2019 impostato una programmazione che dovrà essere di lungo periodo per quanto riguarda lo stato degli immobili e le nuove edificazioni e soprattutto per quanto riguarda il recepimento di una offerta formativa quanto mai ampia per il territorio del comune di Codroipo. Stiamo parlando anche di immobili, quindi avremo necessità di un confronto con altre direzioni regionali e con gli assessori regionali competenti. Ringraziamo l'assessore Alessia Rosolin per essersi fatta carico non solo di essere qui in visita quest'oggi, ma di fare da trade union tra le varie direzioni che ne hanno la competenza. Abbiamo altresì evidenziato quale sia anche la carenza in termini trasportistici e una rimodulazione degli stessi, cosa che verrà però a seguire tutte le altre che ho appena detto, ovvero sia si parte dagli immobili che seguono l'andamento demografico di questo territorio che è quanto mai buono e l'offerta formativa che è sempre più ampia. Dall'inizio del mio mandato il dato che è emerso è stata sicuramente la mancanza di coordinamento negli interventi e nella programmazione di tutto il settore che riguarda l'istruzione. Questa zona, questa città in particolare dimostrano che una mancanza di coordinamento ha non proprio arricchito il territorio. L'obiettivo è quello di coordinare in questo momento con gli assessori Roberti e Pizzimenti per quanto riguarda le loro competenze per l'UTI e per l'edilizia scolastica, ma soprattutto con l'assessore Riccardi di immaginare un percorso di costituzione di una autentica cittadella delle scuole superiori al centro di questo territorio comunale, per la posizione geografica che ha e per i numeri che sta dimostrando di riuscire ad attrarre e di riuscire a far restare sul nostro territorio. Sono interventi diversi che bisogna fare sia rispetto alla manutenzione, rispetto al potenziamento dei servizi, ma anche ex novo la nuova collocazione delle cucine necessarie alla sezione alberghiera. È un ragionamento sul quale ci siamo impegnati da subito. Nel giro di pochissimo sarà mio compito parlare con l'assessore Riccardi per verificare la possibilità di utilizzare un immobile adesso destinato ai servizi sociali per i problemi scolastici. Ottenuto quel via libera, il percorso è solo quello di progettare il nuovo centro educativo scolastico del territorio. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.